Si chiude la serata con una prova per femmine di 4 anni, non vincitrici di 5.000 euro in carriera. Sono in 9 dietro le ali della macchina, 1 Eclipse Adrian Gioni, 2 LVL Giovanni Pelonara, 3 Elli delle Naldine Vincenzo Torrente, 4 Eva LL Nello Gabor, 5 Engi di Iesi Daniele Cuglini, 6 LODVF Giorgio Cassani, 7 Elena Crescenzo Maione, 8 NWS Salvatore Valentino, 9 Elefteria Marco Basile. Partiti. C'è l'errore da parte di Eva LL, al comando ci va numero 4 Eva LL, squalificato. Per LVL, parte bene dalla seconda fila Elefteria che prova a puntare in avanti, poi in corda l'errore da parte di End of West che precede numero Elena, 8 End of West, squalificato. LODVF, partita con cautela dal 6. 15-3 il lancio da parte numero di Elli 1 Eclipse Adri, squalificato. Precede LVL, la terza posizione per Elefteria, poi Engi di Iesi, mentre prova a puntare in avanti LODVF, 400 passati in 30 e mezzo. LODVF che insiste nella sua progressione, si porta in scia Elena che le va appresso. Intanto Elli delle Naldine mantiene buon ritmo al comando, passa i primi 600 metri in 46,4. Davanti alle tribune Elli delle Naldine al comando, LVL in seconda posizione, poi Elefteria di fuori LODVF, in corda rimane Engi di Iesi che è accanto ad Elena, 1-1 per i primi 800 di gara, non lenti per la categoria. Elli delle Naldine mantiene buon ritmo al comando, LVL continua a seguirle LODVF di fuori, in corda Elefteria, poi Engi di Iesi ed Elena. 1-16-3, i primi 1000 di gara da parte di Elli delle Naldine che sta tenendo tutte le avversarie a distanza a 500 dalla conclusione. Prova a spostare LVL quando siamo a 400 dal palo, 14,8 la retta di là, 1,31,1 i 3/4 di miglio, confusione nelle retrovie, Elli delle Naldine in vantaggio, inseguito da LVL, poi Elena che prova ad avvicinarsi all'ingresso della dirittura d'arrivo, in vantaggio Elli delle Naldine nei confronti di LVL ed Elena, Elli delle Naldine al comando, Elli delle Naldine che si difende da LVL, Elli delle Naldine che viene a vincere in percorso di testa al secondo LVL, al terzo Elena. 31,3 ad arrivare, 1,16,7 ragguaglio cronometrico per il successo di Elli delle Naldine. Vincenzo Torrente, allenatore, guidatore e proprietario della 4 anni da Nadal di Jesolo, che porta a casa la prima vittoria in carriera in percorso di testa vincente. Elli delle Naldine. Vincenzo Torrente, cost to cost facile, a media di 1,16,7, mai impensierita dai rivali. Al secondo LVL, al terzo posto Elena.